Marco Spinadin, Conf Cooperative Fedagripesca, ultima giornata di questi Stati Generali della Pesca del Veneto, evento che a detta di tutti ha portato una ventata di positività, una ventata di ottimismo per tutto il comparto. Oggi giornata di proposte. Per quanto vi riguarda, che proposte avete avanzato? Questa è la giornata conclusiva, abbiamo fatto un percorso itinerante lungo la costa. Devo dire che oggi io in particolar modo presenterò un possibile piano condiviso dalle tre regioni, quindi Friuli, Veneto ed Emilia-Romagna, per quanto riguarda la pesca della volante, definita anche colei che cattura i piccoli pelagici. Sono due specie, l'acciuga e la sardina. Noi dal 2014 stiamo lavorando anche con la Commissione europea e anche a livello di distretto per riuscire a mantenere questo tipo di attività che nel tempo si sta leggermente, come posso dire, affievolendo, nel senso che stiamo perdendo imbarcazioni, stiamo perdendo imprese, e ciò nonostante purtroppo i dati scientifici ci dicono che bisogna fare ancora qualcosa. E questo qualcosa è ridurre un po' le giornate, probabilmente catturare meno prodotto nelle nostre battute e preservare quello che viene definito il fermo di spazio, forse in maniera maggiore rispetto a quello che già facciamo. Ricordo che noi per 9 mesi l'anno dobbiamo pescare al di fuori delle 6 miglia, questo per tutte e due le GSA, la 17 e la 18, quindi da Trieste a Santa Maria di Leuca. Quindi anche per voi la sostenibilità di cui si è tanto parlato in questi giorni è un punto fermo e un punto essenziale. Sì, i famosi tre pilastri, ambientale, economica e sociale, credo che sia corretto e credo che oggi lo ribadiremo, non solo io ma anche i miei colleghi, deve essere veramente gestita in egual misura. Direi, senza chiaramente polemizzare, ma spesso abbiamo forse l'ambiente messo un gradino forse in più rispetto all'economico e al sociale. Tenete conto che con i problemi energetici degli ultimi mesi noi stiamo perdendo purtroppo imprese perché non riescono ad affrontare il mare, perché non hanno personale a bordo, nel nostro gergo si chiama minimo di tabella, e quindi sono fermi in banchina, ormeggiati, perché chi prima usciva in mare e faceva il marinaio in quell'imbarcazione probabilmente ha deciso di fare qualcosa di diverso a terra, magari in altre attività. Questo è uno dei problemi, per esempio, che dovremmo porci oggi. Spero che i miei colleghi e io li faremo emergere, perché l'ambiente è strettamente correlato con quello che è l'impresa e i dipendenti che l'impresa ha. Molto bene, grazie.